Innanzitutto faccio una precisazione che il Movimento Indipendenza Veneta non persegue l'autonomia ma la completa indipendenza politica, dato che c'è una differenza sostanziale non solo nell'obiettivo ma anche nel percorso. Dopodiché Indipendenza Veneta non cerca di tornare al passato alla Serenissima, ma guarda al futuro nel creare uno Stato, un paese moderno, integrato in Europa e nel mondo. Quale strada state seguendo per arrivare a creare questo Stato indipendente? Allora, la differenza che avevo accennato prima tra autonomia e indipendenza è che l'autonomia è stato un percorso fallimentare cercato per gli ultimi 20-30 anni, che richiedeva una riforma dello Stato italiano, quindi era chiedere a Roma, chiedere al Parlamento italiano di riformare lo Stato italiano per ottenere una maggiore autonomia di gestione di risorse all'interno della Regione Veneto. Il percorso indipendentista invece non passa per Roma, cioè si rifà al diritto internazionale e richiede solamente la maggioranza dei veneti in un quesito referendario per ottenere la completa indipendenza politica. Quindi stiamo parlando di un percorso che è sì più ambizioso, ma nel percorso democratico è più facile da raggiungere. E per fare questo voi avete raccolto 30.000 firme in una petizione che lei presenterà al Parlamento europeo. In realtà era stato annunciato che questa petizione sarebbe stata presentata quest'oggi al Parlamento europeo. Come mai non è stata presentata ancora? Sì, allora noi in realtà ne abbiamo fatte due di petizione. Una petizione fatta la primavera scorsa con 20.000 firme presentate in Regione Veneto per ottenere, e questo l'abbiamo già ottenuto, una risoluzione da parte del Consiglio regionale Veneto che si impegnava ad indire un referendum per l'indipendenza del Veneto e a ottenere il supporto dalla comunità internazionale. Questa petizione invece che abbiamo concluso oggi è una petizione al Parlamento europeo che richiede il supporto della tutela della comunità internazionale, cioè quindi un monitoraggio internazionale al referendum per l'indipendenza del Veneto. Quindi oggi era stata annunciata la chiusura della raccolta firme. Questa settimana, entro giovedì, una delegazione di Indipendenza Veneta si recherà a Bruxelles per consegnare le 30.000 firme e il resto della documentazione per ottenere questo monitoraggio internazionale. Come mai volete questa indipendenza? Le ragioni sono molteplici, di sicuro la ragione principale è economica, perché la situazione fiscale in Veneto è a livelli di colonizzazione, cioè paghiamo allo Stato italiano 70 miliardi di euro all'anno e riceviamo meno di 50 miliardi ogni anno, quindi per una popolazione di 5 milioni di abitanti mancano ogni anno 20 miliardi, quindi stiamo parlando di 4.000 euro a testa, o sia per una famiglia con 2 genitori e 3 bambini, parliamo di 20.000 euro all'anno. Quindi questa è la differenza tra quanto si paga di tasse e quanto si riceve di servizi. Non c'è questa ingiustizia fiscale, non ha paragoni nel resto del mondo, quindi è una situazione che si fa sempre più disperata, soprattutto in questi ultimi anni di crisi. Quindi la motivazione principale è economica, dopo naturalmente ci sono anche delle ragioni storiche e culturali. Volendo si potrebbe trovare una soluzione a questo problema che lei dice, appunto per cercare di bilanciare meglio quelle che sono le tasse pagate e quello che poi investe il governo centrale in Veneto, non pensa? Sì, è solo che è matematicamente impossibile raggiungere una soluzione alternativa, cioè sì, sarebbe bello che lo Stato italiano venisse riformato in maniera federale, come può essere il modello svizzero, e quindi che ogni regione ha più autonomia sia di politica fiscale che di riallocazione di risorse. Sarebbe molto bello, però purtroppo è matematicamente impossibile avere il consenso politico per ottenere questo tipo di riforma.
perché guardando ai numeri, cioè all'interno del Parlamento italiano, è solo una minoranza di regioni che paga di più di quanto riceve, quindi è una minoranza numerica all'interno del Parlamento italiano, cioè conta al massimo, anche se avessimo il 100% dei consensi in Veneto, al massimo conta un quarto o al massimo un terzo del Parlamento italiano, mentre 2/3 dei parlamentari provengono da regioni che ricevono di più di quanto danno e quindi non hanno l'incentivo a fare questo tipo di riforma che priverebbe i propri elettori e le proprie regioni di risorse che provengono dal Veneto. Quindi voi immagino che seguirete con grande attenzione il referendum in Scozia per vedere se la Scozia riesce ad ottenere l'indipendenza dalla Gran Bretagna, referendum che si dovrebbe tenere il prossimo anno. Ma noi ci stiamo muovendo per fare un referendum prima della Scozia e prima della Catalogna, perché anche la Catalogna ha dichiarato di fare il referendum nel 2014. Cioè, noi, salvo imprevisti, abbiamo la possibilità di fare il referendum già nel 2013. Questo dipende naturalmente dalla volontà dei nostri attuali rappresentanti istituzionali. Cosa succede dopo? Sì, allora innanzitutto ci sarà un periodo di transizione, cioè non ci sarà un vuoto legislativo o politico, quindi dal primo giorno dell'indipendenza ci sarà tutto il sistema ereditato dallo Stato italiano, quindi stiamo parlando delle leggi, codici, eccetera, eccetera. Nel frattempo verrà eletta un'assemblea costituzionale che nell'arco di 12 mesi potrà presentare una nuova Costituzione che verrà approvata dal popolo veneto e dopodiché ci sarà la possibilità di gradualmente cambiare anche le varie leggi e i vari codici. Quindi noi stiamo parlando di una transizione fluida, non vogliamo creare nessuno shock alla società, ma sicuramente dal primo giorno ci sarà la completa indipendenza per quanto riguarda la politica fiscale, quindi sicuramente ci sarà un notevole abbassamento della pressione fiscale da subito e un aumento della qualità dei servizi pubblici. Quello avverrà immediatamente, mentre per quanto riguarda tutto il resto dell'apparato statale sarà un cambiamento graduale. Supponiamo che si arrivi al referendum, i veneti che risiedono all'estero avranno la possibilità di votare? È un'ottima domanda e tanti si domandano pure questo perché c'è un'enorme comunità veneta all'estero. Se viene applicate le stesse regole per votare in questo referendum che vengono applicate per votare per le regionali, cioè diciamo per il Consiglio regionale Veneto, allora non credo perché solo i residenti in Veneto possono votare per le regionali. Mentre invece se vengono applicate le regole applicate per le politiche italiane, allora sappiamo che c'è questa possibilità che anche un cittadino residente all'estero può votare, però credo che non si possa fare, ma questo verrà stabilito dalla delibera referendaria che verrà presentata il 16 febbraio a Venezia, quindi il 16 febbraio sapremo questi dettagli.